Buonasera a tutti, sono Afonso Genchi, presidente dell'Accademia della Lingua Siciliana e vi do il benvenuto a questa diretta in occasione della giornata europea delle lingue. Oggi 26 settembre è appunto la giornata europea delle lingue istituita dal Consiglio d'Europa. È stata istituita nel 2000 e si è iniziata a celebrare nel 2001, pertanto è la 24esima edizione della Giornata Europea delle Lingue. La ragione per cui il Consiglio d'Europa ha voluto istituire questa giornata è per affermare l'importanza delle lingue, di tutte le lingue, la importanza culturale, la importanza di apprendere più lingue, del multilinguismo, del plurilinguismo, la importanza della diversità linguistica. E stasera vogliamo assieme chiacchierare e scoprire qualcosa su tre importanti lingue regionali o minoritarie che sono parlate in tre grandi isole del Mediterraneo. Non dico le tre più grandi perché c'è anche Cipro tra le tre più grandi, ma sono tre importanti isole che per certi versi sono isole sorelle e quindi anche le lingue sono delle lingue in un certo senso sorelle. Abbiamo molto da condividere, i siciliani, i corsi e i sardi. Lo stesso fatto di essere isolani già è una caratteristica che condividiamo e forse questa caratteristica porta ad avere una forte identità, direi nazionale, non in senso politico-istituzionale, e tante altre caratteristiche in comune che può darsi che vedremo nel corso della serata. Io inizio subito presentando gli ospiti. Ho l'onore di avere in studio, in collegamento dalla Corsica, Saverio Luciani. Saverio, una buonasera. Buonasera a tutti, Saverio, buonasera amici isolani anche all'altro. Buonasera. Saverio è un deputato dell'Assemblea di Corsica e soprattutto è stato assessore con delega alla lingua corsa in un momento storico importante, poi ci parlerà lui stesso quando sarà l'occasione stasera. E abbiamo con noi, abbiamo il piacere di avere con noi anche Stevini Cherchi. Buonasera Stevini. Buonasera, grazie per l'invito, buonasera a tutti. Buonasera Stevini. Stevini è il coordinatore del collegio scientifico dell'Accademia de Susardu, che è una organizzazione, una APS, come lo è l'Accademia della Lingua Siciliana, che si occupa della lingua sarda e fa un ottimo lavoro. Io prima di iniziare la serata andando a vedere qualcosa sulle nostre tre lingue regionali, volevo dire a tutti quelli che ci stanno ascoltando che è possibile interagire con noi, come postando delle domande nei commenti. Noi sceglieremo alcune di queste e a secondo a chi sarà rivolta la domanda l'interessato vi risponderà, quindi potete tranquillamente farlo. Ma prima di ciò, chiaramente, iniziamo a introdurre l'argomento di questa serata. Io avevo preparato qualche piccola cosa, vediamo se riesco a mostrarvela, mi aiuto con delle slide. Avevo fatto questo, io non so che pensano Saverio e Stevini. Avevo fatto questa breve scheda introduttiva, veramente con pochissimi dati, sulle nostre tre lingue. Ma prima di dire questo, ci tengo a dire una cosa. Noi stasera parleremo delle lingue di Sicilia, Corsica e Sardegna, ma ci riferiremo alle lingue più diffuse, perché nelle nostre isole ci sono anche delle altre lingue minoritarie che è giusto considerare, soprattutto chi ama le lingue minoritarie regionali le ama tutte e vorrebbe la tutela di tutte le lingue, quindi anche noi ci auguriamo che per esempio l'Arbresh di Sicilia o il gallo italico, gallo siculo come lo vogliamo chiamare, oppure il tabarchino, oppure l'algherese e così via dicendo,
vengano tutelate e promosse alla stessa maniera con la quale vorremmo che fossero tutelate e promosse le lingue più diffuse nelle nostre tre isole, che sono quelle oggetto della serata in realtà. Torniamo alla slide e qui avevo messo soltanto pochissimi dati. Tutte e tre le lingue di cui ci occuperemo stasera hanno un codice ISO. Che cos'è il codice ISO? Il codice ISO è un codice che assegna una organizzazione internazionale riconosciuta da tutti gli stati del mondo, quale appunto l'ISO, che fa questo con una serie di cose, di oggetti, una serie di cose per semplificare la comunicazione internazionale. Quindi invece di parlare di lingua siciliana si può usare un codice di 3 lettere. Ora, l'ISO assegna questi codici soltanto alle lingue, non ai dialetti. E per decidere quali sono lingue, quindi a quegli idiomi deve assegnare un codice, quali invece sono dialetti per cui non deve assegnare il codice, si avvale di importanti linguisti a livello internazionale, che sono i linguisti del SIL, che producono anche una rivista Ethnologue e che hanno dei criteri che stasera vedremo velocemente, anzi li andiamo a vedere subito questi criteri. Il codice ISO 6392 e il codice ISO 6393 sono 2 codici leggermente diversi che hanno tanto la lingua siciliana quanto la corsa quanto la sarda. Infatti qui vedete che la lingua siciliana ha il 6392 e il 6393 SCN è il codice assegnato. La lingua corsa invece ha come codice COS. La lingua sarda ha un codice per 6392 che è SRD, ma ha 2 codici per il 6393 e sono SRC e SRO. Perché? Lo vedremo meglio più avanti, ce ne parlerà Stevini, ma già vi preannuncio che la lingua sarda ha 2 varietà che col codice 6393 sono state riconosciute lingue entrambe, anche se sono in realtà delle vere e proprie varietà della lingua sarda, tant'è che sono intellegibili per la gran parte, poi Stevini ci dirà meglio, e sono il campidanese, che si parla nel centro-sud della Sardegna, e il logudorese, che si parla nel centro-nord della Sardegna. Sto semplificando moltissimo perché c'è una zona chiaramente intermedia, poi c'è un nord che ha dei dialetti che sono più simili al corso e rientrano nella famiglia della lingua corsa, ma questo lo vedremo dopo. Invece ritorniamo a vedere questa cosa importante dei codici 6392 e 6393, cosa sono? Lo vediamo aiutandoci con delle slide. Il codice 6393 è quello che è stato assegnato con una manica più larga, quindi diciamo sono state incluse molte più lingue di quanto non lo fossero nel 6392. Perché? Perché si è usato un criterio che considera lingua qualsiasi gruppo di dialetti, non importa se c'è uno standard, non importa se c'è una letteratura, ma che si distinguono nettamente da altri idiomi. Quindi per esempio il lombardo ha il suo codice ISO 6393 perché risponde a queste caratteristiche. In realtà la lingua lombarda è una serie di dialetti, non c'è uno standard lombardo, però viene considerata lingua. Il 6392 invece è molto più restrittivo. Perché? Perché nel 6392, come vedremo tra poco, vengono considerate altre caratteristiche che deve avere l'idioma affinché possa essere riconosciuto come lingua e inserito quindi nei codici ISO 6392. E sono innanzitutto la presenza di uno standard scritto e che la lingua sia mezzo di comunicazione tra parlanti di diversi dialetti. Quindi, insomma, deve essere un idioma che ha dei dialetti e che però ha anche uno standard che unifica un po' la comunità.
E in più addirittura, come forse avete intravisto nella parte bassa della slide, devono esserci almeno 50 libri scritti in quell'idioma. Ok? A prerequisite for getting a code is that there be at least 50 books published in the language. Quindi ci deve essere un minimo di produzione letteraria. Pensate un po', in Italia il 6392 è stato assegnato soltanto a pochissime lingue regionali. Le 3 incluse nella legge 482, che poi vedremo cos'è, e sono il ladino, il friulano e appunto il sardo, e tra quelle non incluse nella 6382, nella legge del 2000, appunto del 99, scusate, nella 482, facevo confusione fra i codici ISO e il numero di leggi, mi confondo con tutti questi numeri. Dicevo, fra quelle non incluse nella legge 482 è stato assegnato soltanto al siciliano e al napoletano. Poi col 6393 invece tutti gli altri idiomi parlati in Italia che rispondono ai requisiti che abbiamo visto per il 6393 sono stati riconosciuti lingue e quindi hanno un loro codice ISO 6393. Ma io mi fermo qui e do subito la parola a Saverio. Saverio, hai visto che ho scritto qui lingua corsa 330.000. È corretto questo numero? È un numero che ho preso da internet? No, allora ci direi tu, prima di darti la parola, specifico che da dove ho preso questo numero. C'è scritto che in Corsica sono intorno ai 150.000 parlanti e il resto è nel nord della Sardegna. A te la parola, Saverio. Grazie per l'invito, mi ho scordato di dire la prima. C'è poco preso in Corsica 350.000 abitanti. Dunque e parlanti, gente che praticano, che capiscono e che parlano corso, all'ingrosso ce n'è a poco preso 110.000, dunque a poco preso un terzo. Dopo ci sono quelli che capiscono, c'è la competenza passiva, ma all'ingrosso c'è comunque assai popolazione, compara mica che può capisce, ma compara mica il corso. Ecco, questa per i cifre. Ma per il resto, chi posso dire? Posso rispondere alle questioni, così non posso parlare di hai parlato di lingua e di varietà. Noi in Corsica abbiamo un proverbio che dice varietezza vale ricchezza. Abbiamo 3 regionetti all'ingrosso, a parte nord della Corsica che parla come me, e dopo c'è 2 parti, dunque la parte mezzana sud che parla a penuccia come quella che è in fondo, quella che parte a poco preso da Slinsara fino a Sartè. Dunque c'è 3 regionetti, ma tutto ognuno si capisce. C'è un'unicità della lingua dal nord al sud. Noi parliamo d'unità plurale. L'unità plurale e giusto appunto per parlarne 2 secondi dopo Maresto, ho fatto da avere 3 regionetti, 3 varietà forti, radicate, ci permette un insegnamento da avere 3 insegnamenti secondo un luogo, si impara a varietà. Dunque c'è 3 varietà e 3 varietà sono imparate sopra il luogo dai professori, dai maestri, da tutti quelli che parlano o che volevo parlare. Ecco, è importante dire perché usare l'isolotto che abbiamo in Corsica con parlamica corso storicamente, parlo di storia di l'isolotto bonifasico che parla un parlato genovese, sapete come Sant'Antioco, Carloforte, la parte della Sardegna hanno un idioma che è fermato quella di storia, di Brasilia genovese di Onivasio, così no, ma pochi locutori sono tracce di rimettere appena in forma un amico all'anno di meglio cercano di fare qualcosa, ma voglio dire che di qualcosa che concerne a 200-300 persone. Saverio, questa cartina che ora faccio vedere, bene o male è corretta? Ci sono 5 colori, vedete? In realtà i 2 colori in alto, i più scuri, dovrebbero essere il corso cismontano. Poi c'è una zona intermedia
Sì. E poi ci sono i due colori più chiari, sempre in Corsica, che dovrebbe essere il corso ultramontano su Tanacciu, se quello di sopra lo chiamiamo Supranacciu. È accettabile. Poi vedete che nel nord della Sardegna c'è pure il verde, quindi ci sono dei dialetti che sono il gallurese o gadduresu e il sassarese che rientrano un poco tra i dialetti del corso. Saverio? Purtroppo Saverio è caduto. Va bene, speriamo che possa rientrare al più presto. Intanto io passo la parola a Stevini. Prima di passarla do un'occhiata assieme a voi. Ecco, è tornato Saverio. E allora, Saverio? No, noi... Eccoti di nuovo qui. Sei caduto un pochino, eh? Sei caduto, quindi non ti abbiamo ascoltato. No, perché è italiano. No, noi semplifichiamo in 3 regioni. E Uie Suttane sappiamo queste, a Perugia Arzate, non è mica la carta prima. Noi abbiamo semplificato e un corso. Noi abbiamo in Corsica storicamente 60 pieve di Lebica di Pasquale Bauli. Se 60 pieve hanno una parlatura specifica, ma sono vicine. Per esempio, Capicorso e Bastia hanno a poco questo parlato, ma si capisce non è con tutti gli agenti dell'interno e gli agenti del nord, c'è poca differenza. Ma so che c'è certo, la gente che parla, se lo parla a sua parlatura, si conosce a sua regione. Allora, la gente può dire, questo è Bastiaccio, questo è Iacino, questo è di Calvese, ma per noi era più semplice di fare in 3 regioni, perché all'ingrosso c'è 3 parlati che si assomigliano, ma chi so, con le sue varietà, le sue specificità. Ecco. Saverio, una curiosità, capisci che c'è scritto qua? Ma un corso pari siciliano, si capiscono tutti i paroli. Anche tu penso capisci, no? Questo è scritto in siciliano. Salutiamo Giovanni Stella che ci sta ascoltando assieme a tanti altri, che salutiamo tutti quanti che hanno gentilmente scritto e salutato. Poi ce ne saranno magari altri che ascoltano e non hanno scritto. È un aneddoto che racconto per chi non lo sapesse, che prima che Google mettesse anche la lingua siciliana su Google Translator, noi siciliani, se volevamo tradurre in italiano, chiunque volesse tradurre in italiano un testo siciliano, noi magari no, lo facciamo soltanto per divertimento, per curiosità, bastava metterlo, lo riconosceva come lingua corsa e faceva un'ottima traduzione in italiano, appunto. Oggi abbiamo il siciliano anche tra le lingue, è una cosa molto importante, però onestamente è usabile più in questo senso, cioè per tradurre dei testi dal siciliano all'italiano o ad altre lingue, perché tradurre dall'italiano al siciliano ancora non è perfetto e quindi è preferibile continuare a usare i mezzi tradizionali, cioè i dizionari di lingua siciliana. Quindi alla fine non è cambiato molto perché avevamo prima la possibilità di farlo grazie al corso. Tanto sono simili queste lingue e direi soprattutto, penso che Saverio mi darà ragione, soprattutto il corso su Tanacciu, il corso oltramontano, perché i linguisti dicono che il corso cismontano è più legato al toscano, mentre il corso su Tanacciu è più legato ai dialetti del meridionale estremo, quindi calabrese, siciliano, eccetera. Ma il corso è capito è un corso di una lingua internazionale. Il corso si parla in Sardegna, chiaramente il corso si parla in Sicilia. Non l'ho detto prima, ovviamente che tutte e 3 le lingue fanno parte chiaramente delle lingue romanze, quindi sono derivate dal latino, in particolare il sardo è forse la più conservativa senz'altro delle 3 lingue. E allora io, prima di passare la parola a Stevini, volevo dare un'occhiata ai commenti. Io mi stai confondendo perché ce ne sono assai anche su YouTube, quindi devo vedere un po' qui, un po' su YouTube, eccetera eccetera. Vediamo se c'è qualche commento
che vale la pena salire. Vediamo questo qui. Maria Pia dice che gli viene un po' difficile capire quello che dice Saverio. Sono sarda della Planargia, spero di pronunciarlo bene, ma non ho capito quasi niente. Però il corso ha una musicalità stupenda. Ecco. Io non so se però dipende dal microfono, perché anch'io ho delle difficoltà, ma io sono sordo, sono un po' sordo, quindi non diamo molto peso. E qui c'è un altro commento di Stefani Acquatella che dice: è la stessa cosa per Ucossu, Google un viaggio mica beh. L'ho letto bene, Saverio, ma insomma, così, dai. E allora, andiamo a Stevini. Per quanto riguarda il sardo, avevamo detto, se vi ricordate proprio a inizio trasmissione, avevamo detto che il sardo in realtà ha due varietà a cui l'ISO ha dato due codici diversi, e in totale la lingua sarda pare che sia parlata da 1 milione di persone. Poi Stevini mi dirà se questi dati sono corretti o meno, di cui 330.000 circa parlanti il sardo logudorese e 670.000 parlanti il sardo campidanese. Stevini, è così? È così probabilmente riguardo la proporzione tra le due varietà, nel senso che più o meno i campidanesi sono il doppio dei parlanti logudorese. Come numeri assoluti io penso che andrebbero ridotti sensibilmente, perché un conto è quelli che hanno la competenza passiva, come giustamente diceva anche Saverio, che probabilmente quei numeri potrebbero essere corretti, ma i parlanti attivi e soprattutto quelli che lo usano abitualmente, io penso che oggi siano molto di meno di tutti e due le varietà, perché purtroppo essendo cessata, quasi completamente cessata, la trasmissione intergenerazionale a partire dagli anni 60, soprattutto le ultime generazioni praticamente il sardo non lo parlano assolutamente, e purtroppo ci sono molti giovani, soprattutto negli ambiti urbani, che oggi nemmeno lo capiscono, purtroppo. E quindi penso che quei numeri, se la proporzione fra le due varietà possa essere corretta, i numeri assoluti però penso che siano da ridurre notevolmente al giorno d'oggi. Grazie Stevini per questo contributo. Tra l'altro hai toccato un punto molto importante, la trasmissione intergenerazionale, che è il segreto per salvare una lingua. Affinché una lingua non muoia, bisogna far sì che venga trasmessa di generazione in generazione, se no il numero dei parlanti diminuisce. E volevo dire una cosa, che volevo parlare un po' della storia, brevemente, chiaramente, delle tre nostre lingue. Il siciliano, sapete che ha una storia gloriosa, perché nell'ambito del territorio dello Stato italiano, perché è stata la prima lingua volgare ad assurgere a lingua letteraria. Intorno al 1225, alla corte del re del Regno di Sicilia Federico II, per sua iniziativa si iniziò a poetare, e lo si fece non in latino e neppure in provenzale, che era la lingua un po' di moda a livello letterario in quell'epoca, ma lo si fece in lingua siciliana. E poi ha tutta una storia che non sto qui a dire. Il sardo anch'esso ha una storia importantissima, che poi magari, se vuole, Stevini ci fa un accenno. Il corso invece è più giovane come lingua scritta. Poi Stevini, vediamo se mi dice che sto dicendo una cretinata oppure sto dicendo il vero. Però ha recuperato tantissimo il corso. Forse oggi è quello che sta in migliore salute, assieme forse, non lo so, al siciliano, però il siciliano molto Posso rispondere? Certo, però prima di rispondere ti voglio far leggere un commento per compensare quello che abbiamo detto poco fa. Dice Giuseppe Volpe: io da siciliano ho capito abbastanza Saverio, ok? Quindi a te la parola, Saverio. È colonizzato la Sicilia, così. No,
giusto per affare della trasmissione, siamo diamo, o siamo sempre, in questo caso che a Sardegna e forse che altri paesi, la trasmissione è poca. La trasmissione noi si può dire che c'è poco peso, gente che parlano, genitori che parlano corso ai figlioli, c'è poco peso, unicamente corso c'è poco peso da 3 a 5%. Quelli che parlano corso e francese, con i suoi figlioli, c'è poco peso 15%. Vuol dire che c'è comunque, se voi fate un calcolo, c'è comunque la maggior parte di gente che lascia a scuola radio così, o in casi l'obbligazione di imparare il corso. Importante, perché se che noi abbiamo abbiato, un'unica parte da lontano, ma il corso di capito, 7 secoli di occupazione romana, 2 secoli di pisani, 5 secoli di genovesi, ma con un bilinguismo sociale, ho scritto dirà o toscano e ho parlato di corso, ma c'era comunque interferenza, interazione, e c'è stato forse appena di radio di Uleggio, così, in tutti i casi di imprestiti da una e dall'altra. Ma questa, giusto per dire che la lingua scritta gossa è stata i primi ebrei ufficiali sono a fine del secolo XIX, verso 1860, 80-90, dunque 130 anni poco questo che l'è scritto, perché a quest'epoca qui il governo francese ha imposto la scuola obbligatoria, e la scuola obbligatoria in Corsica, come una strofa, era francese. E la gente ha chiesto coscienza che con la lingua francese a scuola i suoi figlioli avevano perso il suo parlato, avevano parlato il corso. Dunque c'è stato questa prova di scrivere il corso, e di poi dopo c'è stato un po' di radio di tappe appena speciale, ma di poi a poco più 50 anni, anche 60 anni, c'è stato ciò che abbiamo chiamato un riacquisto, e che a livello politico è giunto a domandare ultimamente un statuto ufficiale per la lingua. Ecco, Marista. Perfetto. Il sardo invece ha una tradizione scritta molto più antica, naturalmente, non certo dal punto di vista letterario, almeno perché i primi documenti che conosciamo, che sono attorno del periodo attorno all'anno 1000, sono per esempio i Condages, che sono delle raccolte di documenti ufficiali dove venivano registrate le proprietà, le donazioni ai conventi, alle chiese, oppure anche delle transazioni fra privati. E quindi la presenza del sardo scritto appunto è da far risalire attorno all'anno 1000. E poi la letteratura magari è comparsa dopo. Dobbiamo considerare che poi c'è stata la conquista da parte degli aragonesi e poi degli spagnoli, che quindi ha praticamente imposto per i documenti ufficiali l'uso scritto prima del catalano e poi dello spagnolo. Però il sardo è sempre rimasto vivo. Teniamo conto che nei giudicati, per esempio in quello di Arborea, abbiamo la Carta de Logu che ha emanato Eleonora, che è appunto scritta in sardo attorno al 1300, insomma. Per cui abbiamo senz'altro una produzione scritta importante, e anche di rilievo se pensiamo che la Carta de Logu è stata poi abolita dai Savoia nel 1700. Insomma. Saverio, come abbiamo visto delle carte linguistiche per la Corsica, volevo far vedere queste 2 carte linguistiche per la Sardegna, che gentilmente l'Accademia de Susardo mi ha fatto avere. E qui vediamo, la vuoi descrivere tu direttamente? Sì. Forse è meglio. Nella parte meridionale, nella cartina di sinistra, la cartina di sinistra è stata ricavata, è quella che noi abbiamo pubblicato nel nostro libro, dove presentiamo la proposta dello standard a 2 norme, poi ne parleremo dopo. È stata creata utilizzando le 4 isoglosse, cioè le linee di confine di come variano le pronunce o le parole, più importanti per delimitare appunto le 2 macro varietà. Quindi nella parte centro-nord, diciamo così, c'è il giallo chiaro è il logudorese, la parte giallo carica è il campidanese,
e c'è la fascia, un'anfizona, una fascia intermedia che viene chiamata limba de Mesania, dove praticamente queste 4 isoglosse tendono a mischiarsi, per cui delimitano delle zone dove si mischiano le caratteristiche delle 2 macrovarietà. E quindi sono però paesi abbastanza piccoli, che la popolazione totale di questa fascia non è molto elevata. Nella cartina di destra invece, che era stata preparata dal professor Blasco Ferrer, uno dei più grossi studiosi della lingua sarda, un linguista catalano scomparso qualche anno fa, dove sono stati aggiunti anche altre caratteristiche fonetiche oltre alle 4 isoglosse principali, e anche delle caratteristiche di tipo morfologico e lessicale. Peraltro sono quasi identiche praticamente, per cui è abbastanza facile poter individuare i paesi di lingua campidanese e quelli di lingua logudorese. C'è da dire che il logudorese da molti, insomma, è divisibile in 2 sottovarietà, perché poi c'è la sottovarietà nuorese, che però differisce per altre caratteristiche che sono più conservative rispetto al latino. Però sulle isoglosse fondamentali praticamente il nuorese e il logudorese praticamente non differiscono di molto, per cui noi riteniamo che l'utilizzo di 2 norme per lo standard possa mettere d'accordo più o meno tutti i sardoparlanti, insomma. Perfetto, io non faccio vedere la cartina della Sicilia, perché la Sicilia ha una situazione diversa. Abbiamo visto che la situazione di Corsica e Sardegna è molto simile, cioè ci sono 2 varietà più importanti in entrambe le isole, più o meno. In Sicilia questo non c'è, diciamo. Abbiamo un'unica lingua che ovviamente ha i suoi dialetti, perché Stevini, Saverio, mi immagino che anche queste 2 varietà hanno all'interno i loro dialetti, no? Esattamente. Ecco, esattamente. Quindi in Sicilia abbiamo come se fosse una sola varietà che ha però all'interno i suoi dialetti, chiaramente. C'è una tradizione letteraria in Sicilia che è comune, quindi c'è una lingua letteraria di Koiné, anche se purtroppo è poco conosciuta perché non si studia a scuola, e quindi chi la conosce soltanto chi si occupa di queste cose, ma esiste una lunga tradizione letteraria in una lingua comune. E so, per esempio, non so in Corsica, anche perché abbiamo visto che è più giovane il corso, ma so che in Sardegna abbiamo una tradizione letteraria tanto per il campidanese quanto per il logudorese, e appunto c'è una lingua di Koiné in entrambe le varianti. È giusto, Stevini? Sì, esattamente così. Ci sono praticamente le varianti letterarie che sono state più o meno, insomma, si può dire quasi create dai poeti improvvisatori che si facevano le gare poetiche sui palchi di tutti i paesi della Sardegna, che hanno praticamente isolato 2 Koiné, una per il logudorese e una per il campidanese. E da queste 2 Koiné è partito il nostro lavoro di proposta di standardizzazione. Non so se vogliamo parlarne adesso oppure magari più tardi. Benissimo. Ora, visto che abbiamo parlato di queste situazioni, mi viene spontaneo iniziare a parlare dei riconoscimenti politici e dei problemi che ci sono e ci sono stati per quanto riguarda i riconoscimenti politici. Però prima voglio salire un commento di Giulia Cerami, vediamo se riesco a salirlo, eccolo qui. Scusate Fonso e Stevini, perché non parlare rispettivamente siciliano e sardo? Allora noi ci siamo proposti questa sera, ci siamo detti prima di entrare in trasmissione che era più conveniente parlare in italiano affinché bene o male tutte le comunità che ci stanno ascoltando potessero capire. Però ci siamo pure detti che qualcosa la possiamo anche dire
nelle nostre lingue, perché le persone hanno non solo curiosità di apprendere nozioni sulle nostre lingue regionali, ma hanno anche curiosità di sentirli. Quindi ogni tanto si parliamo la nostra lingua, un è piccato, quindi un potremmo fare, ok? Magari di meno, perché sennò poi la gente se ne va. Abbiamo in diretta un po' di ascoltatori, non vorremmo perderli, ne avremo molti di più in registrata e quindi useremo di più l'italiano. E Stefani, vedo che volevi intervenire? Io voglio intervenire, vorrei che chi devo mi voglio questionare in sardo, credo che non meda dei siciliani su manta un po' di comprendi. Voi la lingua sarda è meda differenti del su siciliano, del su gossu e del italiano. Dunque, sto dicendo che se io mi metto a parlare in sardo, penso che non molti siciliani o corsi eventualmente in collegamento possano seguirmi facilmente, perché la lingua sarda è molto diversa dal siciliano e dal corso e dall'italiano, mentre invece io per esempio riesco a capire abbastanza bene Saverio, sia perché un po' conosco il gallurese e sia perché ha delle caratteristiche che si assomigliano un po' all'italiano e anche il siciliano. È più facile per me capire le vostre lingue piuttosto forse che voi possiate capire la mia, penso, almeno in linea di massima. Assolutamente sì. Allora, prima di passare la parola a Saverio, per sapere qual è la situazione diciamo del riconoscimento politico della lingua corsa, perché io so alcune cosette, magari molti degli ascoltatori non corsi sanno. Posso dire qualcosa? Certo, prego. No, hai detto prima il corso di una piccola lingua vecchia, il corso di una lingua vecchia parlata e vecchia, e una mica parola di espressione di autori corsi, di scrittori corsi, prima che il corso fosse scritto, scrivevano in italiano, in genovese, in toscano, e scrivevano dunque in ladino e c'è parecchie molte antologie, si va qui, non sta autori qui, e ripeto, il corso scritto ufficialmente a 130 anni e c'è un'antologia di un corso scritto di Buitando, ma c'è di nuovo una letteratura corsa di lingua francese oggi, si sa, e voglio rispondere a un amico sardo per dire che abbiamo lo stesso affare, abbiamo gli improvvisatori, abbiamo di gare poetiche, noi abbiamo le nostre, sai, c'è un sestino dottonario, noi chiamiamo rispondi, c'è dunque di voi secoli un'espressione poetica di l'oralità, e oggi siamo dall'oralità passiamo all'oralitura. E questo è un miracolo di un corso di chi ha mantenuto durante parecchi secoli la sua lingua parlata senza scriverla e la parliamo sempre oggi. Perché c'era questa forza di l'oralità che ci ha permesso un giorno di scrivere giusto appunto per difenderla contro l'insegnamento di una lingua straniera, di una lingua straniera, che la scuola francese rompì la tradizione, perché la lingua francese per la gente era la lingua di urbane, la lingua di urbane per mandare ai colonie in Africa o anche una storia, e anche in Francia per lavorare, e dunque dire che questa borsa qui oggi l'abbiamo sempre, anche così la trasmissione, come in Sardegna, come in Astro, è appena debole. Bene. Intanto Stefani, abbiamo un'ascoltatrice che dice la lingua sarda è bellissima, ma difficile da capire. E qualcun altro conferma, il sardo non lo capiamo purtroppo. Prima di ritornare a parlare della situazione delle politica, del riconoscimento politico delle nostre lingue, volevo far vedere una slide perché sappiamo che in Italia, questa è una slide che riguarda l'Italia, esiste una legge di cui ho fatto menzione prima, che si chiama con il numero, legge 482, che ha riconosciuto alcune lingue, vediamo che sono soprattutto delle lingue di comunità straniere storiche sul territorio italiano, meno quelle evidenziate in verde, che sono lingue davvero minoritarie regionali
italiane, nel senso che le comunità sono tradizionalmente da sempre sul territorio italiano, e tra queste abbiamo detto che c'è il sardo. E però il sardo che ha beneficiato di questa legge veramente ha avuto i benefici che ci si aspettavano, Stevini, oppure ci si aspettava qualcosa in più, perché tu hai detto che purtroppo si è quasi interrotta in molte famiglie la trasmissione generazionale, e quindi forse c'è stato qualcosa che non è andato bene, nonostante questa legge 482 prevedesse una serie di cose. Beh, la possibilità di utilizzare la lingua madre sia nella scuola, sia in tutti, insomma, in tutti gli eventi, diciamo così, della società, compresa anche il settore giuridico e quindi anche nei processi, eccetera, in realtà cioè, si è ottenuto poco perché è stato lasciato, diciamo così, all'iniziativa locale l'interesse di utilizzare quello che la legge prevedeva. Per esempio, la legge prevede che le scuole debbano dare la possibilità di insegnare la lingua sarda, però nessuna scuola mai all'inizio dell'anno in genere mette questa possibilità che i genitori facciano la domanda, oppure le poche scuole che lo fanno poi magari non hanno gli insegnanti in grado di poter fare l'insegnamento. Sono stati finanziati invece la nascita di sportelli linguistici locali nei paesi, nei comuni oppure nelle unioni dei comuni, che qualcosa hanno fatto, per esempio rendendosi disponibili per traduzioni magari di regolamenti locali o di leggi, però il tutto è sempre stato fatto a macchia di leopardo e sempre non per iniziativa dall'alto, cioè per esempio la regione dovrebbe essere quella interessata, l'istituzione principale interessata a stimolare l'utilizzo di queste poche risorse, e invece la regione in genere si limita a gestirle, nel senso che invita chi è interessato a fare le domande e poi magari le finanzia, però restano sempre cose molto limitate, spesso per brevi periodi di tempo, che comunque devono essere rinnovate anno per anno, e non c'è una continuità e soprattutto non c'è una strutturazione stabile, diciamo, di questi interventi. Poi dopo la regione ha fatto anche la legge regionale nel 18-22, che è bellissima, c'è un sacco di cose che dovrebbero spingere. Ti fermo, Stevini, ti fermo, perché a questo arriveremo tra poco. Innanzitutto voglio dire che questa trasmissione non sarà infinita, quindi rassicuro chi ci ascolta che alle 23 congederemo tutti. Quello che riusciremo a dire. C'è tantissimo da dire sulle nostre lingue, si fa quel che si può. Dicevo, ti ho fermato perché prima volevo fare un piccolo cappello su questo argomento, ma prima di fare questo cappello volevo mandare un commento che ho perso di vista, però eccolo qui. Ecco, è una domanda. Io do la precedenza alle domande di chi ci ascolta, ed è una domanda rivolta a Saverio. Ecco la domanda da parte di Giuseppe Volpe. In generale in Corsica la gente parla tra di loro il corso o si sta pure dimenticando? A già rispondere politicamente, secondo il luogo, secondo la gente, secondo le famiglie, perché c'è assai gente che vengono da lavoro, non sono mica corsi, nativi. Dunque i nativi, soprattutto nei paesi, ma molti parlano questo parere, ma come ho detto prima, c'è poco più su 100.000 persone, 110.000 che parlano il corso correntemente, e si fa che c'è mica possibilità, quando andate in mastia, nei magazzini, nei supermercati e compagnia, vi trovate sempre con gente da lavoro, e dunque c'è mica possibilità di usare la lingua di radio vernacolare, la lingua nostra. Dunque, ma per esempio un paese da noi
tra di noi parliamo tutti russo, ma c'è sempre l'attività agricola, c'è sempre un geppo di corsi, ma è per questo che si perdia, se ne andavamo così, si perdia, e dunque 50 anni fa, 60 anni fa c'è stato questo riacquisto, questa mossa politica, culturale, ecologica di noi, per cercare di arrivarci in mente la bene, il futuro. Dunque, un affare non sta, hai parlato di leggi italiane, noi, la Costituzione francese di 58 di Charles de Gaulle è stata modificata parecchie volte, e l'articolo 2 dice, l'articolo 2 dice la lingua della Repubblica del francese, la lingua della Repubblica del francese, e c'è un articolo 75.1 dove è corso come tutte le lingue cosiddette regionali, bretone, alsaziano, catalano, basco, sono considerate come patrimonio della Francia, ma hanno un statuto, un sottostatuto, che fa che noi abbiamo reagito per dire, non ci basta mica, perché se non ci accontentiamo di sottostatuto, dopodomani questo se ne parla più. Bene. E allora veniamo a noi, cerchiamo di capire la situazione istituzionale. Tra le tre lingue, quello che sta peggio di tutti è la lingua siciliana, questo è sicuro. Perché? Perché la lingua siciliana non è riconosciuta dallo Stato italiano, perché non è nella legge 482. È successo qualcosa a livello regionale. Voglio far vedere una slide. La regione siciliana ha fatto delle leggi sul dialetto siciliano. La prima è una legge molto vecchia ed è una legge del 1981 e appunto si chiama Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano e delle lingue delle minoranze etniche nelle scuole dell'isola. È stata attuata a pochi anni, quando è stata finanziata, ai tempi, all'epoca, poi è caduta in dimenticanza, in oblio. Però in Sicilia qualcosa è successo ultimamente, a livello di gente. La gente ha voglia, soprattutto quelli che non sanno bene parlare il siciliano, hanno voglia di parlare il siciliano, di tutelarlo, di promuoverlo. E la classe politica sappiamo che recepisce gli umori del popolo perché gli conviene, perché poi la gente vota, no? E quindi all'unanimità nel 2011 ha fatto una legge regionale che inizialmente si chiamava Norme sulla promozione e valorizzazione dell'insegnamento della storia, della letteratura e della lingua siciliana. Però poi con un emendamento proprio il giorno in cui fu approvata in aula, la dizione lingua siciliana fu cambiata in patrimonio linguistico siciliano sul suggerimento. L'emendamento fu presentato da un deputato, ovviamente, ma il suggerimento che c'era dietro era del mondo accademico, che non ha molto in simpatia la parola lingua quando si parla del siciliano, e quindi si decise di sostituirla con patrimonio linguistico siciliano. Questa legge ha avuto delle enormi difficoltà per essere attuata, sia per mancanza di fondi, sia perché bisogna un po' istruire gli insegnanti, fare dei corsi, insomma, in qualche scuola si è fatto qualcosa, ma non è stata attuata come prevede la legge in tutte le scuole dell'isola. Quindi la lingua siciliana rimane un po' così, il destino della lingua siciliana rimane nelle mani dei siciliani, dei parlanti. C'è molto attivismo, su questo non c'è alcun dubbio, un grande attivismo. Io ricordo che da poco tempo, dall'anno scorso, si è costituita l'AUCLIS, che è l'acronimo di Associazioni Unite per la Cultura e la Lingua Siciliana. Racchiude appunto molte associazioni, più di 30, non solo della Sicilia ma anche dell'estero, dove ci sono comunità di siculoparlanti, discendenti di siciliani, e siamo molto attivi, anche l'Accademia della Lingua Siciliana ne fa parte. E invece dicevo, se il siciliano sta messo molto male come riconoscimento istituzionale, stanno un po' meglio le nostre lingue sorelle, il sardo e il corso. Iniziamo un po' dal corso. Il corso addirittura era stato dichiarato, correggimi poi Saverio per favore se mi sbaglio,
perché certamente tu ne sai moltissimo, sei stato uno dei protagonisti, era stato dichiarato lingua co-ufficiale dall'Assemblea di Corsica, ma lo Stato francese ha avuto qualcosa da ridire. C'è da dire che in Francia ci fu una legge antichissima negli anni 50 che prevedeva la tutela di alcune lingue regionali, ma non fu inserito il corso, giusto Saverio? Sì. E poi più avanti ci fu un'altra legge, fu inserito il corso, ma insomma, vabbè, a te la parola che ne sai più di me, vai. No, giusto per ricordare appena la storia, in 1951 c'è stata la legge d'Aixon che ha riconosciuto le lingue regionali in Francia, fuori il corso e l'alsaziano. E il corso è stato riconosciuto da D'Aixon, la legge d'Aixon, nel 74, dunque 50 anni fa. 50 anni fa. Noi, prima di parlare di sottostatuto, noi abbiamo cercato, parlo di vecchi, abbiamo cercato di imporre appena stuso nelle scuole, perché chi sapeva che la generazione giovane c'era una rompitura di trasmissione e c'era un bisogno di mettere a scuola un luogo di imparare una lingua, si impara di nuovo a scuola, mica come una lingua straniera, ma come una lingua che sia dunque la lingua di un luogo. E c'era sempre, dando a gente che parlava assai di Ducawa, che adesso, dunque c'è stato dunque il 74 scuola corsa, si chiama scuola corsa, una socio che ha promosso questa lingua nelle scuole, e di poi c'è un'abitudine così, e come c'è stata, parlo con due persone che sono in una regione autonoma, noi non abbiamo mica l'autonomia, ma da un punto di vista linguistico siamo forse in avanzo a livello di pratica, dell'uso e di scelte politiche. 82 statuto particolare della Corsica, 2002 un altro statuto più largo, e nel suo statuto c'è un articolo 7 che dice la lingua corsa di una materia insegnata in una scuola, e dell'Assemblea di Corsica che pia ella a mano all'ingrosso, che mette in piazza, che mette in via un piano di sviluppo di questa lingua. Dunque l'Assemblea di Corsica ha una competenza importante a livello linguistico, a livello educativo, ma di poi faccio un fuoco, di poi c'è stato un piano 2020 che è finito, un piano che ha parlato a tempo di a scuola, perché salvare una lingua, cioè salvata con la generazione giovane a scuola, ma c'è di nuovo il fatto di fare la lingua della società corsa, no? In tutti i casi un bislinguismo della società e anche un biplurilinguismo, come ti hai detto prima, c'è comunque il rispetto di italiano, per esempio, che a 80 km, a 12 km sotto e a 80 dall'altra parte. Dunque c'è per noi sta in marcia di dare un bislinguismo come centro di radio dell'educazione a Corsica, ma con l'idea di cortisà, di corsofonia, di mettere tutta la società corsa. Dunque non parlo mica di formazione dell'università, abbiamo fatto qualcosa da assai importante, un piano con i media, i giornali scritti, audiovisivi, eccetera. C'è con tu che sa fare anche per i giornalisti, abbiamo una formazione all'università per i giornalisti in lingua corsa, eccetera, eccetera. Dunque ne posso parlare, e nel tuo terreno, giusto appunto per fare una lingua della società, abbiamo finanziato le case di lingua. In tutte le regioni ci sono le case di lingua, dove la gente può bene per imparare a cantare, a parlare, a scrivere, eccetera, eccetera. Bon, ne posso parlare 3 ore, Bene. Giusto da fare. Oggi, a maggiorità dell'Assemblea di Corsica, di nazionalista, c'è poco presso 70% di eletti che sono autonomisti o nazionalisti corsi. Oggi, c'è stato un voto in 2013 sotto la manca a sinistra, per domandare a ufficialità. Dunque passare a un altro livello, giusto appunto per i mesi di quella utilizzare nella giustizia, in tutti gli affari pubblici e anche in relazioni esterne. Questa è stata ricusata da Parigi. Abbiamo dato sovranità di poco, sempre con il ricuso di Parigi, ma Parigi ha cambiato un affare importante per noi. Di poi 6 anni è un esperimento di immersione
vuol dire che in Corsica, le scuole pubbliche corse, c'è oggi 500 scolari che sono in pubblico, non parere in immersione. Vanno a scuola e imparano il corso, e resto nulla. Non si parla mica francese. Scoprono francese quando hanno attaccato la lettura, quando hanno 6 anni. Questa, e per il resto, più da metà delle scuole primarie e di collegi licei sono bilingue e si danno all'università. Dunque c'è comunque una budenza educativa di lingua corsa oggi non esiste mica, perché c'è stata una volontà e c'è piani di formazione per i professori di collegi licei, per esempio i professori di matematica, di storia e geografia, di scienze, che hanno bisogno di parlare, di avere una competenza in lingua diaria in corso, giusto appunto per insegnare in corso di noi e scienze e matematica e storia. Dunque siamo tracce di lince così da avanzare in un terreno che sino a 50 anni fa eravamo ebrei, eravamo voi. Sicuramente. Bene, Saverio, prima di sentire Stevini sulla situazione, appunto, mi scuso, sulla situazione istituzionale della lingua sarda e delle difficoltà che ci sono state, volevo fare un break su una curiosità linguistica, avvalendomi di questa slide che ho preparato. Non è questa, scusate, non è neanche questa, forse non c'è, eccolo qui. Praticamente volevo farvi notare che come abbiamo detto in precedenza, in particolare il corso su Tanacciu, quindi il corso oltramontano, ha delle similitudini col siciliano. In particolare condivide 2 caratteristiche che non sono riscontrabili in moltissime lingue e che sono la permanenza delle vocali brevi latine I ed U. Sapete che il latino aveva vocali brevi e lunghe, no? In italiano, per esempio, le I brevi e le U brevi sono diventate rispettivamente E ed O. In siciliano, così come in corso oltramontano, e se non sbaglio, Stevini, forse sto dicendo una scemenza, anche in sardo campidanese? No, queste regole sono esattamente identiche anche al sardo, sia logudorese che campidanese. Allora, la persistenza diciamo delle vocali brevi e toniche. Il campidanese stringe le vocali E O finali in IU, ma quelle toniche sono esattamente identiche. La doppia L latina diventa cacuminale, D in sardo, sia in logudorese che in campidanese. Perfetto, allora diciamo che queste 2 caratteristiche che ho voluto evidenziare sono comuni al corso del sud, al campidanese e al siciliano. E anche al logudorese. Anche, tutte e 2? Sì, tutto il sardo. Perfetto. In particolare per chi non conoscesse i suoni cacuminali, perché magari avremo persone che non sono né siciliane né sarde né corse, non sanno cosa sono questi suoni cacuminali, spieghiamo velocemente, prima di passare la parola a Stevini, cos'è un suono cacuminale. In particolare in questo caso stiamo facendo vedere il passaggio del nesso latino di doppia L in doppia D cacuminale, cioè le popolazioni che oggi parlano e usano questo suono dove etimologicamente c'era una doppia L, non avevano chiaramente il suono della doppia L, per cui in qualche maniera lo dovevano realizzare e trovarono questa forma perché avevano questi suoni cacuminali, detti anche retroflessi. Perché? Perché si producono retroflettendo, magari metto un primo piano mio così vi faccio vedere non la lingua ma il dito che simula la lingua, si retroflette la lingua e la punta, il cacumen, va a toccare il palato. Quindi quando io dico per esempio iddu,
la lingua non la metto negli alveoli dei denti, ma la retrofletto e le faccio toccare il palato. Esce fuori questo suono, iddu. È diverso da friddu, perché friddu si dice con la D mettendo la lingua negli alveoli, perché non deriva dalla doppia L latina, ok? Questa è la consonante cacuminale, non soltanto c'è la provenienza dalla doppia L in corso, in corso del sud ci sono anche delle D cacuminali che provengono da altri nessi, ma non stiamo qui a dilungarci. E diamo la parola finalmente a Stevini, perché ho curiosità, e penso anche molti di quelli che ci ascoltano hanno curiosità di sapere qual è la situazione in Sardegna, perché noi abbiamo tutti quanti saputo che il corso è stato reso lingua co-ufficiale, è stata istituita una commissione, perché quando si rende ufficiale una lingua, previamente si istituisce una commissione ufficiale che ha il compito di standardizzarla. Essendo una lingua ufficiale ci deve essere uno standard ufficiale, quindi non basta una coinè letteraria, anche se di solito la coinè letteraria è la fonte di ispirazione per questi organismi che sono deputati politicamente dai governi a standardizzare la lingua, ma devono fare uno standard ufficiale. Cosa è successo, Stevini? Dunque, prima di tutto voglio dire che tu hai detto che il siciliano forse è quello che sta peggio. Forse dal punto di vista magari della protezione di tipo legislativa, forse sì. Il sardo forse è messo meglio perché c'ha una legge regionale uscita nel 18 che effettivamente promuove a parole il recupero, il rafforzamento, l'utilizzo con un sacco di punti che appunto indicano la scuola, le trasmissioni di comunicazione, i giornali, eccetera. Però un conto è avere una legge scritta, un conto poi è applicarla, perché la situazione è molto simile a quella del siciliano, cioè se non sono i sardi a muoversi, se aspettiamo che l'istituzione regionale dia l'impulso, non otteniamo nulla, perché per il momento la regione si sta limitando a finanziare appunto gli sportelli linguistici, sia quello regionale che quelli locali, la possibilità di fare dei progetti nelle scuole, sia per lo studio del sardo, sia per lo studio di altre materie utilizzando il sardo come lingua veicolare, ma anche per fare delle pubblicazioni del materiale didattico per le scuole. Tutte queste cose fa dei bandi per fare il finanziamento, però poi sono le situazioni locali che devono chiedere, fare il progetto per poter accedere al finanziamento. Cioè non c'è nulla che viene, come dire, deciso e strutturato dall'alto. E quindi restano sempre i soliti interventi a macchia di leopardo, magari vengono finanziati un progetto in una scuola magari per 2 classi, magari per 3 mesi, e quindi non servono a nulla, cioè non incidono minimamente nello sviluppo della lingua e soprattutto non incidono nel concetto che ha la gente che parlare in sardo, recuperare il nostro patrimonio culturale ha un'importanza per la nostra vita, per la nostra storia. E quindi i genitori non hanno quell'impulso per essere di nuovo spinti a trasmettere la lingua ai loro figli. Questo per quanto riguarda, diciamo così, la questione legislativa. Poi per quanto riguarda la standardizzazione, la Regione ha tentato, prima la Giunta nel 2001 ha proposto uno standard che si chiamava lingua sarda unificata, che praticamente era
un dialetto logudorese meridionale, più o meno, praticamente tale quale, la zona proprio poco più a nord del centro della Mesania, ed è stato chiaramente, appena conosciuto, è stato rifiutato dai parlanti campidanese, perché era francamente un dialetto logudorese. Quindi la regione è stata costretta a ritirarlo rapidamente, e poi la giunta successiva... Scusa Stevini, scusa, una curiosità. Questa scelta è stata fatta da un tavolo di esperti, da una commissione di esperti. Ma chi ne faceva parte? Però professori universitari? C'erano professori universitari, c'erano degli studiosi e appassionati di lingua, c'era gente che aveva insegnato la lingua pur non essendo professore universitario, e c'era anche il professor Blasco Ferrer, che in modo forse più equilibrato aveva proposto una variante intermedia, proprio che era praticamente simile al dialetto di uno dei paesi che fanno parte della fascia centrale, però non era stata approvata. Era stata approvata la proposta di questo dialetto che ho detto. E quindi, essendo stato rifiutato, adesso cosa... non è mai stata utilizzata sostanzialmente. Esatto. Poi pochi anni dopo la giunta Soru, la giunta successiva, ha introdotto ha creato un'altra commissione più ristretta, che siccome comprendeva, questi erano quasi tutti professori universitari, però c'erano quelli appunto che volevano lo standard unico, e quelli che invece volevano uno standard un po' più aperto. E siccome non si sono messi d'accordo, e siccome Soru, non so se lo conoscete, è un decisionista, praticamente ha messo fretta, e quindi si sono limitati a correggere 3 o 4 punti della vecchia LSU, aggiungendo qualche caratteristica del campidanese, ma è praticamente rimasta tale quale. Allora, questo nuovo standard, che viene chiamato LSC, Limba Sarda Comuna, praticamente è nata come standard sperimentale da utilizzare per i documenti in uscita dalla regione. Invece poi l'Ufficio regionale della lingua sarda ha cercato di andare oltre anche a questi utilizzi, e quindi praticamente farlo diventare lo standard effettivo per tutti gli usi ufficiali del sardo. Ti interrompo un momento, Stevini, ti interrompo un momento. Abbiamo compreso come in Sardegna c'è stato questo problema, esistendo 2 varianti che hanno una propria tradizione letteraria, quindi ci sono persone che scrivono in campidanese e persone che scrivono in logudorese. Non si tratta di dialetti soltanto come abbiamo noi in Sicilia, no? Abbiamo 2 standard letterari importanti, e questo ha creato dei problemi. Ora sentiremo Stevini, perché vorrei che mi dicessi la proposta dell'Accademia del Susardu, che io reputo molto molto interessante. Ma prima di farti continuare, dico a Saverio di prepararsi a rispondere a questa domanda che leggiamo assieme, e poi Stevini riprende la parola. La lingua parlata da Saverio è comprensibilissima. Visto che anche la lingua corsa ha i propri dialetti, vorrei chiedere a Saverio: quella da lui parlata in questa diretta è la lingua madre corsa oppure uno dei suoi dialetti? Qualora fosse la lingua, quanto pensa che ci sia ancora di corso antico? Quanto secondo lui questa lingua invece è stata corrotta da altre lingue, mi immagino anche dal francese o dall'italiano, eccetera. Saverio, preparati a rispondere, facciamo finire Stevini e poi a te la parola. Vai Stevini, mi piacerebbe sentire questa vostra proposta. Se mi metti quelle diapositive che ti ho mandato, così magari mi posso aiutare. Dunque, noi siamo partiti proprio da, come dicevo prima, da queste 2 coinee linguistiche che sono note perché create praticamente dai
dai poeti improvvisatori. Questa è una foto di 4 famosi poeti improvvisatori logudoresi, e questa è la copertina del nostro libro. Noi abbiamo proposto questo Susardo standard con le 2 norme, perché abbiamo ritenuto che solo le 2 norme potessero rappresentare adeguatamente tutti i sardoparlanti e soprattutto non avrebbero creato le guerre che invece ha creato il tentativo di imporre uno standard con una norma unica che si rifaceva solo ad una delle 2 macrovarietà. La successiva diapositiva praticamente mostra come stiamo cercando di fare in modo di dimostrare che l'utilizzo delle due norme possa essere molto più utile per chiunque voglia scrivere, voglia imparare a scrivere in sardo, e possa anche poi utilizzarlo nelle scuole, nei momenti ufficiali, diciamo così. Quindi abbiamo fatto un lavoro di raccolta di tutta la variazione linguistica, fonetica, partendo dai 2 grossi dizionari che abbiamo in Sardegna, quello di Mario Puddu e quello di Torino Rubattu, che raccolgono una miriade di parole con le loro variazioni interne all'interno dei dialetti, e poi abbiamo creato un software che si chiama SardoWiki, che le raccoglie, e poi gli esperti dell'Accademia fanno l'analisi e la verifica di queste variazioni. Nella successiva diapositiva c'è una pagina tipica che mostra come per la parola che in italiano vuol dire grifone o avvoltoio, abbiamo praticamente 42 varianti censite, e tutte queste varianti possono essere ricondotte in base al paese dove vengono pronunciate alle 2 forme che proponiamo come standard, quella del campidanese e quella del logudorese. Abbiamo indicato in verde il campidanese e in rosso il logudorese. Quindi questo software praticamente fa vedere come ogni variante può essere collegata alla parola che può fare da standard, perché con criteri naturalmente di tipo etimologico, di tipo estensione d'uso, conoscenza da parte della maggior parte dei parlanti. Questa è la parte alta della pagina di questa parola di Benturgiu, mentre nella successiva diapositiva c'è la parte bassa. C'è una cartina della Sardegna con tutti i comuni disegnati, dove chiunque può accedere al sistema, può introdurre la pronuncia della variante nella sua, appunto, secondo la sua pronuncia. Qui sono riportati gli audio dei 2 standard, secondo la pronuncia appunto standardizzata del campidanese e del logudorese, con la trascrizione fonetica. Mi sembra che c'è l'ultima diapositiva. Abbiamo poi fatto uno studio che abbiamo presentato al Romanistentag, che è il congresso internazionale dei romanisti che si tiene in Germania ogni 2 anni, dove abbiamo analizzato la variabilità del sardo con la teoria dei grafi, e abbiamo appunto visto che praticamente individuando 2 varianti standard, le varianti locali sono è il modo più facile per avere la variante locale più vicina al suo standard, mentre creando uno standard artificiale intermedio, come in parte è stata la lingua sarda comuna, perché è stato un po' un miscuglio di varie caratteristiche, è una lingua che non è parlata da nessuno praticamente, questo standard proposto dalla regione, mentre invece noi proponiamo di scrivere con degli standard che grosso modo corrispondono a delle parlate effettivamente parlate, appunto, delle varietà effettivamente parlate, e che sono vicine alla stragrande maggioranza delle varianti locali del territorio.
E questo è il lavoro che noi abbiamo proposto, che per il campidanese abbiamo già, siccome l'avevamo già proposto nel 2009 per il campidanese, avevamo avuto un'ottima accettazione. Per il logudorese l'abbiamo proposto adesso nel 2019, cominciamo ad avere le prime adesioni, siamo molto ottimisti che questa proposta possa andare avanti per il futuro. Perfetto, Stefani, io devo dirti che sono d'accordo con voi, mi sembra la proposta più logica. Comunque, vedremo che succederà. In bocca al lupo. E passiamo a Saveriu. Cosa rispondiamo? Chi lingua parli? Parli un dialetto di un corso o... No. Dici tu. E parlo come se ne va a Spertigione, io parlo come a Corsica di Ugismonte, di un nord. È una specificità, parlo come ad un teso, come abbiamo imparato, non parlo mica, non ho mica inventato, parlo come lo parla, non parlerà mai, come lo parla un uomo buono e un uomo babbo, penso che è un mio violo, non parlerà mica, non parlano più come li parlavano prima, per 100 ragioni, sapete vecchi, perché c'è un'evoluzione, che c'è un'interazione, ma parla la lingua di un ordo, un affare. La lingua è un mondo ufficiale, ma non siamo mica ufficiali, Parigi non vuole mica. Questa è una. Due, noi standard ricusiamo, noi abbiamo tre varietà che sono rispettate e insegnate e scritte perché non dobbiamo mica bene usare di andare a usare il nostro paese, un po' mica di attora, quando in casa noi o Daulino attora in Corsica Sultana, un po' mica imparare che sia di Corsica Sultana o Daulino, perché non esiste mica quando entra in casa, se la legittima a Zamparera in casa la lingua del professore che lingua parla, dunque teniamo, ha detto prima, teniamo la lingua di un luogo, dunque c'è tre standard se volete, c'è la lingua polinomica. Noi abbiamo detto prima unità plurale, di una lingua polinomica. Veniamo così. Dico un altro affare importante: 90% di corsi, buono che il corso sia insegnato e sia una lingua di più che così. Questo è importante dire. C'è una domanda sociale più che importante. È molto nel terreno di radio di psicologia, di radio di leghe. Il fatto di montuato c'è un paragosto, la gente si scende. Oggi impara il corso di normale e di legittimo. Un affare importante noi, perché chi adesso parla di queste strutture, l'università lavora, non sta a fare giusto appunto di filologie, di tutte queste parole paese per paese. C'era stato un tempo di Benito Mussolini in Corsica, l'Atlante Bottiglioni, che aveva fatto un studio meraviglioso in tutti i paesi corsi, in le pronunce. È interessante, noi ci ne siamo migliorati. Parlo mica di dizionario, ce ne sa. Un affare importante. La regione economica autonoma come la vostra ha una direzione della lingua corsa. Questa direzione finanzia ha un budget di 4 milioni tutti gli anni. Importante. 4 milioni per finanziare appunto i viaggi di scuole nel Mediterraneo romanico, per esempio, e finanziamo, non c'è Stefani ne parlare prima, finanziati noi tutte le pubblicazioni didattiche in lingua. C'è 400 mila euro tutti gli anni per finanziare pubblicazioni per tutte le scuole, dai giughi ai maiò, e che lo sia in tanta lingua o in lingua di una corsa a storia, geografia, scienze, a cultura, perché che la lingua per noi, la sapete bene, non è mica solo un'infilarata di parole, la lingua di respiro, la lingua butta con ella tutto il resto. Se non parla l'inglese, non possono parlare l'inglese, ma noi portiamo questa lingua, portiamo so che nel nostro Taipei, portiamo la nostra terra, portiamo i nostri sguardi, portiamo i nostri silenzi, e dunque era importante per noi di pubblicare manuali o scritti o documenti tanta cultura, tanta scienza, e dunque una produzione assai importante di voi a poco presso una ventina d'anni. Ma questa era importante di dire. L'ultimo punto per parlare di insegnamento è un professore di corso di riconosciuto come un professore di matematica o di francese nel noi. Ha un CAPES, un certificato dunque di studi superiori, passa un concorso e c'è di voi 5 anni un'aggregazione, dunque sopra il CAPES, dunque è una riconoscenza
di radio di un professorato in lingua russa, e c'è un concorso specifico bilingue per quelli che hanno insegnato al primo grado. Tutti i maestri di scuola, c'è due concorsi, uno standard francese e uno bilingue per i grossavroni. Dunque c'è la possibilità per noi di un regolamento con la gente che parla russo. Questo è importante, e ci sono punti che abbiamo vinto, ma con un rapporto di forza, perché chi di noi c'è la volontà, ma c'è un rapporto di forza politica, in politica, ci sta appunto ben pone, o domandare a fare che ci pare a noi normale, e che in Parigi, o forse anche a Roma, on li sembra mica normale. Bene. Mi è venuto in mente una cosa che non ho detto e che secondo me è importante dire. Tutte e tre le lingue sono accomunate da un'altra cosa a livello, diciamo, politico, dal fatto che i nostri stati sono praticamente gli unici due che non hanno ratificato, non hanno attuato il trattato europeo o carta europea sulle lingue regionali o minoritarie, che è un trattato che pochissimi conoscono, non a caso, almeno in Italia, non so in Corsica. Di cosa si tratta? Anche lì mi immagino. Di cosa si tratta? È un vero e proprio trattato promosso dal Consiglio d'Europa, anch'esso lo stesso organismo che promuove la giornata odierna delle lingue. Il Consiglio d'Europa, vado a memoria ma non credo di sbagliarmi, nel 2000 rese noto questo trattato, che fu elaborato da linguisti provenienti da un po' tutti i paesi, i 47 paesi o parte dei 47 paesi che formano l'Europa. Stiamo parlando di Europa continente, non di Unione Europea. Il Consiglio d'Europa è l'unione di tutti i 47 paesi europei. E questi esperti fecero questo documento, e in questo documento in sostanza i paesi firmatari si impegnano a promuovere le lingue minoritarie o regionali scegliendo a loro piacimento alcuni dei punti elencati, che essenzialmente riguardano gli ambiti della istruzione, quindi l'insegnamento della lingua nelle scuole, cosa ancora migliore, l'insegnamento delle altre materie nella propria lingua regionale o minoritaria, perché davvero così si trasmette la lingua, non certo insegnando soltanto la lingua, ma parlandola. L'uso delle lingue regionali e minoritarie nei mezzi di comunicazione, cosa altrettanto importante, perché anche fa acquisire uno status sociale alla lingua, perché una lingua che si parla in televisione automaticamente diventa una lingua, tra virgolette, più importante, se invece comparata con le lingue che si parlano tra amici o in famiglia, no? Ecco, si eleva lo status della lingua. Ma anche prevedeva la possibilità di usare la propria lingua regionale o minoritaria in ambito giuridico, quindi nei tribunali, e tante altre iniziative. Ebbene, tutti i paesi dell'Europa hanno firmato questo trattato, persino quelli che non hanno al proprio interno delle lingue minoritarie, e gli unici due paesi, si può dire, che non lo hanno attuato pur avendolo firmato sono proprio Francia e Italia, che hanno purtroppo una tradizione, chiamiamola dialettofobica, o non so quale altro termine usare, che risale al secolo scorso, insomma, per cui non è un caso. E questo chiaramente comporta delle limitazioni per le nostre lingue minoritarie. Guarda, penso che difficilmente l'Italia arriverà a ratificare questa carta, perché in questo caso dovrebbe garantire a tutte le minoranze linguistiche gli stessi diritti che hanno per esempio gli altoatesini o i valdostani o gli sloveni del Friuli. È cosa che implicherebbe un incremento della spesa per lo Stato probabilmente insostenibile, penso, perché le minoranze non hanno il potere politico di poter imporre scelte di questo tipo, insomma, e i partiti dominanti non hanno nessun interesse.
Certamente, sarà una cosa difficile. Non dimentichiamo che l'Italia è forse il paese d'Europa con la più grande diversità linguistica, quindi sono tante le lingue, quelle che non sono nella 482 e che hanno un codice ISO, per chi ci segue dall'inizio sa cosa stiamo dicendo codice ISO, sono 8 le lingue minoritarie che non sono nella 482 ma hanno un loro codice ISO, quindi ovviamente anche queste dovrebbero essere incluse in quella famosa lista che ogni Stato invia al Consiglio d'Europa quando decide finalmente di attuarlo. Ma è giunto quasi l'ora, mancano 5 minuti alle 11, quindi tra poco ci salutiamo, però prima di salutarci, io innanzitutto chiedo scusa se non ho potuto salire tutti i commenti, tutte le domande, che siete stati veramente molto interessati a quanto leggo. Ho visto un sacco di commenti, forse dovevamo prevederla con un inizio alle 20:30 per farla durare di più. Comunque chiedo scusa a chi ci ha ascoltato e purtroppo non ha visto il proprio commento salire qui nelle immagini. Concludiamo con un libero intervento. Ecco, se c'è qualcosa che non avete detto e ci tenete particolarmente a dirlo, intanto mi allungo un po' così ci pensate, vi do la possibilità di pensarci, qualcosa che valga la pena essere detto in questa nostra diretta, usate gli ultimi 2-3 minuti che avete per dirlo, o se no, magari se non avete nulla, ritenete di aver detto tutto quello che volevate dire, magari fate un bel saluto nella vostra lingua, anche se in certi casi non sarà capito al 100%, ma proviamoci. Chi vuole iniziare? Saverio? Vai. Ali, sono più lontano. No, giusto per dire, no, per ripetere so che ti hai detto a Gartola europea, noi non abbiamo mica bisogno di una carta europea, noi vogliamo un statuto di lingua ufficiale o co-ufficiale, ci basta, non abbiamo bisogno di, perché ciò che noi abbiamo oggi è più forte che l'articolo di questo trattato europeo e restringe anche cosa che noi abbiamo. Noi abbiamo bisogno di un statuto ufficiale, giusto appunto perché è una lingua minacciata e l'UNESCO l'ha detta parecchie volte, questa lingua minacciata oggi c'è una mossa, c'è una volontà popolare di salvarla, di insegnarla, di parlarla, di fare la lingua della società, di arrivare a una lingua radio europea, minoritaria. Ma dunque la nostra volontà di, giusto appunto di continuare, visto che il popolo in Corsica si vuole ripiare la sua lingua, vuole parlare, di avanzare nella strada di ufficialità. E noi, ma cosa stasera che dai siciliani alla Sardegna, alla Corsica, abbiamo assai punti comuni e la storia di Stati-nazioni, italiani e francesi, ci hanno staccato di qualcosa che noi vogliamo insieme, di voi un bel pezzo. Dunque, penso che c'è una possibilità per noi, domani dopo domani, di continuare a discutere e a lavorare insieme perché c'è una volontà di salvare qualcosa che c'è comune. Ecco, buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito e forse alla prossima volta. Grazie Saverio. Intanto qualcuno stranamente siciliano consiglia dei cantanti in lingua corsa. Chi scrive è una siciliana. Poi c'è qualcun altro che mi fa una domanda. Certamente ci sono corsi di lingua siciliana. L'Accademia della Lingua Siciliana fa dei corsi prima di introduzione allo studio della lingua siciliana, sono gratuiti, sono online, quindi tutti possono partecipare. Seguite la pagina Facebook dell'Accademia dove metteremo degli annunci. Se andate indietro vedrete che ci sono stati già dei corsi. E adesso do la parola a Stevini. Vediamo cos'è che vuole sottolineare che non ha detto, o vediamo cosa ha da dirci. Io volevo solo dire che dovrebbe essere compito veramente dell'istituzione regionale quello di cercare di intervenire sul problema principale che impedisce la trasmissione del sardo e che è un motivo psicologico, è un motivo causato dallo stigma che chi parlava sardo, soprattutto nella generazione dei nostri genitori,
veniva, cioè il sardo era, chi parlava in sardo doveva stare povero, era rozzo e non poteva andare avanti nella società. I pastori. Esatto. E quindi l'intervento dovrebbe essere proprio rendendo il sardo visibile a tutti, anche per le cose importanti, quello che i linguisti chiamano linguistic landscape, no? Cioè praticamente nel panorama che noi vediamo tutti i giorni, dove camminiamo per strada o accendiamo la TV, il sardo non lo vediamo mai, ci sono delle pochissime trasmissioni televisive la domenica alle 9:30, qualche trasmissione alla radio che dura mezz'ora, la mattina quando tutti sono a lavoro e quasi nessuno lo può sentire, non ci sono giornali in sardo, non trovi insegne in sardo, cioè praticamente è una lingua che non esiste sostanzialmente. Quindi se la regione non fa un grosso investimento in modo da far capire alla gente che non è vergogna parlare in sardo, che invece ci ridà il nostro patrimonio culturale di secoli, penso che sarà molto difficile ritirarlo su. Grazie Stefani. Adios a tutti. Troppo pessimista. No, vabbè, io sono ottimista per natura, però ci vorrebbe un pungolo maggiore nei confronti dei nostri governanti, purtroppo. No, perché ci sono molti giovani, ecco, volevo dire una cosa, ci sono molti giovani che stanno recuperando, anzi che non hanno mai parlato in sardo, non l'hanno neanche molte volte sentito in famiglia, che invece stanno cercando di recuperarlo. I neoparlanti sono abbastanza molti, ci sono molti che lo scrivono nei social, per cui c'è un interesse che sta crescendo nuovamente, quindi bisogna anche dare la possibilità di sviluppo e degli strumenti per questi giovani che hanno questo interesse, insomma. Vedo che la situazione è molto simile in tutte e tre le regioni, no? C'è una vergogna che però piano piano sta finendo, anche perché ormai tutti sono istruiti nella lingua ufficiale, quindi se prima chi parlava la lingua locale, la lingua minoritaria veniva additato come un incolto, oggi non è più possibile fare questa equazione perché tutti conoscono la lingua ufficiale, quindi già questo è un superamento, piano piano si sta superando questa vergogna, è un processo ovviamente che richiede il suo tempo. Siamo arrivati veramente alla fine, abbiamo sforato di 2 minuti, ci sta, non succede niente. Qualcuno ci chiede, si potrebbero organizzare altri incontri? Vediamo, noi normalmente li organizziamo, a me piacerebbe fare una seconda puntata con Saverio e con Stefani, che ringrazio infinitamente per aver accettato l'invito. Grazie a te. È stato un piacere. È stato un piacere nostro, tra l'altro siete stati abilissimi nel comunicare. Io credo che e spero che la gente che ci ha seguito fino ad ora non si sia annoiata, non credo proprio, visto che il livello di presenza è rimasto costante in tutta l'ora e mezza di trasmissione. Ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato in diretta, ma anche quelli che, e saranno molto più numerosi, come normalmente avviene, che vedranno il video in registrato. Ancora grazie a Stefani e a Saverio e a tutti voi, e una buonasera a tutti quanti. Adios, signor Rai, un saluti. Salutiamo. A presto.